Intanto si lavora ai nuovi assetti societari. Buon pomeriggio dal telegiornale del Veneto. Nessun indagato né ipotesi di reato nell'inchiesta conoscitiva avviata dalla Procura veneziana con il blitz della Guardia di Finanza a Palazzo Ferrofini. Sequestrati per ora gli atti relativi alle spese e alle attività dei gruppi consigliari di PDL, PD e Lega. Da Palazzo Ferrofini assicurano piena collaborazione alla magistratura. Vediamo. Per trovare Batman dovete andare, non so, in qualche altra parte, in qualche altro luogo, qui sicuramente no. Fiorito, detto Batman, è il consigliere regionale del Lazio finito in carcere per gli scandali sull'utilizzo dei fondi pubblici ai partiti, una vicenda che ha travolto quell'assemblea regionale. Ora la Finanza ha fatto visita a Palazzo Ferrofini a Venezia, sequestrando le note spese dei tre maggiori gruppi politici, PDL, Lega e PD, in Consiglio regionale. L'inchiesta della Procura veneziana per ora acquisisce la documentazione, non ci sono ipotesi di reato né indagati al momento e in Regione tutti si dicono tranquilli, dal Presidente del Consiglio ai capigruppo. Se servono a dissipare eventuali dubbi, che ben vengano anche questi controlli. Noi come al solito abbiamo dato tutto quello che ci è stato richiesto con la massima disponibilità. Posso capire che in un clima politico come quello attuale, visto che sono state controllate un po' tutte le regioni, forse era anche logico che ci fosse un controllo anche presso la Regione Veneto. Spiace un po' il fatto che queste cose accadano sempre sotto campagna elettorale e quindi secondo me rischiano di essere anche viziate, ma insomma da questo punto di vista siamo tranquilli. Io credo che sia giusto che la magistratura faccia tutte le verifiche necessarie per garantire e verificare se c'è stato un buon funzionamento dei gruppi consigliari. Si faccia possibilmente presto, perché dobbiamo essere messi nelle condizioni di lavorare con la dovuta serenità, soprattutto per dimostrare ai veneti che in questa regione c'è stato un buon funzionamento delle strutture regionali e soprattutto dei gruppi. Spostiamoci a Padova, coinvolta nella bufera finanziaria scatenatasi sul gruppo Monte dei Paschi di